Amici bellini, perdonate i ritardi, vabbè, ma insomma non è proprio un orario pazzesco essendo martedì, e quindi il martedì noi facciamo il recap di questa giornata dove il Napoli ha fatto 4-0, non era scontato assolutamente, e ci sono dei passaggi anche della conferenza di Spalletti che secondo me vanno sottolineati insieme alle pagelle fluide. Cominciamo, dai! Allora, amici miei, amiche mie, Caipo Castro, benvenuto sul canale, tutti i nuovi iscritti che siete accorsi a fiotte, sono termini che non so nemmeno se esistono, lasciate dei like, sono i mi piace, trovate il pollice sotto vicino alle cose e muoviamo l'algoritmo per un Napoli che è veramente sorprendente. Siamo arrivati di nuovo a quel punteggio di classifica che era poi dell'anno scorso. Questo è importante ricordarlo perché è pazzesco quello che stiamo facendo, ma stiamo sempre là. E io, non per pompierare, però vedi, Atalanta ha appena vinto un'altra partita. Io insisto con quello che vi ho detto, è forse più complicato dell'anno scorso, ma la differenza vera è che questo Napoli fa dei filotti importanti, compresa l'Europa, che è una grossa novità. Quindi io sono molto molto orgoglioso del percorso di questi ragazzi, e sono anche orgoglioso, mi levo uno sfizio, perché Spalletti magari non vede i video, non lo so se lascia i like, però siamo parecchio in sintonia. Sentite un attimo. In alcuni momenti siamo stati lenti nel far girare la palla, siamo stati poco precisi, questa palla è riviaggiata un po' lentamente invece di arrivare con la forza giusta che il compagno la deve controllare, la debba controllare. Però tutto questo ci ha permesso di far vedere che il portiere è Meret, perché oggi lui sicuramente da questa partita ne esce ancora più convinto delle potenzialità che ha, perché ci ha messo mano e ci ha permesso di portare a casa lo 0 come tabellino in reti subite proprio per i suoi interventi. Poi un bel po' di parate di Meret, secondo me le dobbiamo mettere in conto. C'è stata questa partita, diciamo che il Napoli ha lasciato prendere un po' di fiducia a Meret con diverse parate, alcuni interventi importanti. Ma l'avranno fatto apposta, oramai noi facciamo apposta per far divertire anche un po' il nostro portiere, che ultimamente era inoperoso, mi sembra evidente. Allora, veramente, diciamo proprio le stesse, ma questa cosa su Meret, e vabbè, tu dici magari è un'intuizione che avete avuto uguale, qualcuno, va benissimo, ma addirittura poi la stessa parola, che è una parola che di solito non si usa per identificare dei difensori in difficoltà, sentite un attimo. Che poi vanno a scardinare o perlomeno creano l'imbarazzo di chi ci va a prenderlo agli avversari. Il vuoto lasciato da Raspadori, quindi io vi volevo far vedere questo. Raspadori molto spesso ce lo siamo ritrovati anche a destra, e questo crea tutto l'imbarazzo della squadra avversaria. L'imbarazzo. Io non so cosa dire, penso che mi potete lasciare qualche like di gratitudine, cioè no, di gratificatemi, perché quello che succede nelle conferenze è veramente straordinario. E non l'ho preso come estratto, ma in intervista Spalletti ci fa anche sapere che la stampa non è proprio uguale per tutti e che è importante avere una stampa che ti considera in un certo modo. Poi c'è il doppio passaggio, perché un po' vuoi essere considerato, e noi napoletani abbiamo sempre questa cosa, ma con me stiamo facendo quelle cose incredibili, non c'è il titolo sul giornale sul Napoli in Europa, stiamo giocando l'Europa o no? E quindi sembra strano. Contemporaneamente non si deve passare all'eccesso opposto, come dice Spalletti, era facile vincere con la Roma, era facile vincere così, perché lì sono quelli che ti vogliono mettere pressione e non vogliono bene al Napoli. Questo fa bene Spalletti a ricordare. Servirebbe tutto un tipo di stampa diverso che ti protegge quando le cose non vanno bene, e non dico che pompierano insieme a noi, ma insomma analizzano bene il momento, e senza dubbio dovrebbe essere così, e sappiamo che non è così, e speriamo di non dover pagare ad un certo punto, perché mi devi dare quel rigore. Quel rigore non ce l'hanno dato. Ma tu vuoi veramente? Sì. Fatemi avere il rigore, magari 3 gol Osimhen, 4 gol, serve tutto, perché poi noi dobbiamo dare i voti e le cose spostano.
per esempio, visto quello che è successo a Meret, io qua a Meret gli darei tranquillamente 7, non perché abbia fatto parate incredibili o difficili di quoziente di difficoltà altissimo, però stava lì, è stato anche messo in difficoltà da Mario Rui, e Mario Rui secondo me rappresenta effettivamente come singolo giocatore tutta la partita della squadra Napoli, perché ha fatto delle cose incredibili, l'assist, anche dei salvataggi in difesa, che è quella la vera novità di Mario Rui. I due terzini stanno overperformando, questo è un discorso che facevamo anche l'anno scorso, stanno overperformando sul serio, però all'interno della stessa gara qualche sbavatura ce l'ha fatta vedere anche Mario Rui, qualche sbavatura in più ce l'ha fatta vedere Juan Jesus, palloni che sono passati e lui non è un po', non dico distratto, non dico euforico, ma insomma non perfetto come lo è stato altre volte o come ci sembra di solito Kim, e quindi fa bene Spalletti a sottolinearle queste sbavature, perché magari trovi il Sassuolo che non riesce ad approfittarne. Arrivano anche al tiro più volte, andiamole a vedere gli XG per sfizio, anche per completezza, perché è importante farla. Ecco, alla fine il Sassuolo non è che crea queste cose incredibili, ci siamo. È il Napoli, ragazzi, che vedete, me lo faccio vedere subito, è il Napoli che finalmente sta aumentando la percentuale realizzativa, e questo significa avere un grosso vantaggio sugli avversari, perché poi vedi, il Napoli arriva a 2,46, il Sassuolo a 1, quindi massimo un gol potevano fare, noi ne avremmo dovuti fare 2 e mezzo, ma siamo lì, ma siamo stati molto più cinici sotto porta con questo Osi e con questo Kvara. C'è un'immagine di Kvara, ora questa che lui l'ha postata, metti a fuoco. Guarda la faccia, guarda la faccia. Proprio non teso, ma concentrato, cattivo. Io ero un buon Ruaiuno, non è che è cattivo che entra a gamba tesa sugli avversari, non è Boateng, ma cattivo, concentrato sulla partita. E ci sono stati dei momenti in cui vatti a rivedere il primo gol di Osi che esulta, quello là dove lui mette la gamba in cielo e poi la fa. Benissimo, serio, abbraccia Osi, pure anche concentrato, serio, abbraccia Mario Rui, con la determinazione ancora in trance agonistica dopo 3 minuti, quindi non è che i sorrisi è fatta, no, stiamo ancora in partita. Arriva Kvara ad esultare contro lui, scatta un sorriso di Osi, evidentemente si erano detti qualcosa, si sta creando un ottimo rapporto tra i due, e questo è importantissimo, perché uno dei problemi poteva essere la rivalità delle stelle, no? Quelli che sono comunque giovani e vogliono dimostrare di essere loro, quelli là così. Se Spalletti effettivamente è riuscito a far capire a sti ragazzi che sono giovani, che il bene della squadra fa il bene anche loro, perché poi riescono anche loro a risultare determinanti anche singolarmente, mi sembra che si sia creato un buon rapporto. Allora l'impatto di Kvara, perché è bello tosto, anche quando il secondo gol, dribbling, passaggio forte, il tap-in di Osi, gol, andiamo, facciamo un altro. Mi sembra proprio un atteggiamento che ricordo difficilmente. Queste partite l'anno scorso non le vinceva, e abbiamo vinto anche l'anno scorso, siamo agli stessi punti dell'anno scorso, ragazzi, vittorie con i 2 pareggi. Speriamo di continuare così, senza dubbio. E questo Kvara poi, che alla fine chiude con un gol bellissimo e i 2 assist, perché il primo di testa mica male, perché poi lui va a fare questo taglio qua e Osi capisce se ne va dall'altra parte. Il colpo di testa solo Kvara lo poteva fare, perché ha anche l'altezza per farlo, e Spalletti ce le ricorda che sono importanti queste cose. Insomma, Lozano che si cerca un po' la posizione, questa era stata una ricerca e una richiesta di Spalletti, Lozano che cerca un po' la posizione più internamente, con Di Lorenzo che continua a macinare chilometri, instancabile, speriamo che lo possa fare. Ci è piaciuto anche l'ingresso di Zanoli per pochi minuti, perché ti dà quell'idea che anche lui possa andare. Potrebbe essere solamente una questione di fase difensiva, che entrambi ogni tanto lasciano qualcosa, e Laurienté per esempio è scappato un paio di volte a Di Lorenzo, però stanno talmente overperformando in tutte le altre zone del campo che non mi sento nemmeno di prendermela. Quindi ritorniamo ai voti. Abbiamo dato 7 a Meret,
a Di Lorenzo, alla fine il cross è semi assist, diciamo, arriva al 7 anche Di Lorenzo. Kim diciamo 6,5, a JJ do 6, non riesco a dare di più, potrei dare anche qualcosa in meno, e a Mario Rui diciamo 7,5 perché deve avere qualcosa in più, perché poi confeziona anche l'assist, fa delle cose bellissime e non... Dai, un ragazzo che è stato mortificato dai tifosi merita tutto questo. A centrocampo, ecco, Anghissà mi è sembrato ancora non in condizione, ha giocato molto compassato, quasi per non farsi male, si è reso conto forse che non c'era neanche bisogno di fare il pazzo, e insomma tutti e tre i centrocampisti forse meno performanti delle altre volte. Do un 6 a tutte e tre, forse qualcosa in più a Lobotka, ma anche Lobotka qualcosa la sta concedendo, proprio perché magari Fabio Versatile, spunto da abbonato versatile che è sempre brillante, la mancanza di Anghissà comunque fa fare un doppio lavoro a Lobotka. Però quello che mi è piaciuto recuperare, che non ho potuto vedere dal pullman, ho rivisto dall'ingresso di Demme e quello di Elmas con Dembélé, il centrocampo del secondo tempo non male, un centrocampo molto diverso per caratteristiche, dove ci sono molti tocchi, molte giocate a un tocco, tutti che si alternavano e facevano la rumba di centrocampo, il triangolo che si muove in un certo modo, e mi è piaciuto assai. Ora non lo so se questo si può vedere dal primo minuto, mi è piaciuto molto Elmas, che ha recuperato tantissimi palloni in quel poco che ha giocato. Quindi 6 a tutti quanti, do 6,5 ad Elmas, 6,5 a Demme e 6,5 a Ndombele. Ndombele probabilmente 6, ma come idea che il centrocampo delle riserve, di quelli che sono entrati dopo, mi è piaciuto di più del centrocampo titolare. Questa volta però la differenza la fanno quelli davanti, perché se il centrocampo non gira benissimo, e Spalletti ci dice tranquillamente che la palla non girava poi pulitissima, che bisognava essere più veloci, ad un certo punto la pallata di Kim verso Di Lorenzo, cross, arriva a Kvara, potenza fisica tra Osimhen e Kvara, una roba bellissima, e lì fai la differenza. Anche l'ingresso di Raspadori mi è sembrato non fulminante, ma è entrato subito in partita, e quindi Zanoli, e quindi questa è la situazione. Darei un 6 all'arbitro, non ricordo cose pazzesche. Demme guadagna anche il cartellino rosso su Laurienté, quindi è entrato veramente in partita. Prima o poi qualcuno deve rimanere fuori, rimane fuori Simeone, rimane fuori Zerbin, Gaetano, non possono entrare tutti, 5 cambi, quelli sono. Spalletti deve tenerseli buoni, devi farli contenti, e dobbiamo rimanere in Europa il più possibile, proprio per poter dare spazio a tutti i giocatori che stanno là, che aspettano, voglio essere protagonista anche io. Da New York, Valerio Fluido e tutto, qualcosa mi sono dimenticato, per esempio la situazione di Kvara, la maglietta che lui lancia, la maglietta ai Giorgiani, e si vede un tifoso con la maglia del Napoli che se la piglia, mazzata. Rumors vogliono che è stata restituita. Non facciamo brutte figure, Napoli, dai, lo sapete quanto è particolare il rapporto con i Giorgiani, con questo qua. Noi ce l'abbiamo, noi ce lo godiamo tutte le settimane, questa era un'occasione speciale, non facciamo brutte figure, che poi dopo qualcuno deve intervenire, vi danno le tortò dietro alla schiena, dietro al collo, brutta figura, non si fa, è stata restituita, confermatemelo voi. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.